Ciao avventurieri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi la motoavventura parte da questa bellissima piazza chiamata Piazzetta delle Chiacchiere. Mi trovo in quella che può essere definita la capitale della Costa Smeralda, il celebre borgo di Portocervo. Durante la stagione estiva questa piazza diviene passerella delle più grandi firme dell'alta moda, nonché punto d'approdo dei più grandi yacht mai costruiti al mondo. Ora effettuiamo questa prestigiosa passeggiata in direzione Porto Vecchio per ricongiungerci alla fedele compagna di avventura che ci accompagnerà con entusiasmo verso quell'angolo di paradiso in cui ebbe inizio l'idillio d'amore che portò alla nascita di questo incantevole dipinto che è la Costa Smeralda. Nel mentre ammiriamo lo stile costruttivo di questa lussuosa località gallurese, uno stile che fa ampio uso di mura non in squadra, pietre a secco, materiali naturali, travi di ginepro, solai di canne intrecciate e intonaci impastati con granito macinato e colorati con pigmenti naturali. Uno stile che sicuramente è diventato uno dei punti di forza di questa località turistica d'eccellenza internazionale. Ed eccoci giunti al Porto Vecchio, nel quale nel mese di luglio ed agosto viene realizzato il villaggio Harrods, un'importante vetrina dello shopping del lusso. Ma ora basta chiacchiere, salite in sella con me, abbassate le visiere, tenetevi forte, si parte, destinazione Spiaggia del Principe. Attraversiamo Appiadori, una piccola frazione del comune di Arzachena che non è sottoposta ai vincoli paesaggistici della Costa Smeralda. A tutti i biker che non sono mai stati in Sardegna consiglio vivamente di metterla in cima alla lista da viaggio, perché è una terra che sa regalare curva dopo curva infinite emozioni, e qui le curve sono veramente infinite. Proseguiamo per il Cala di Volpe, guardate che colori, ma ancora ci sono dei lavori in corso perché siamo nel mese di febbraio e qui la stagione deve ancora prendere vita e se ne approfitta per fare le dovute manutenzioni e miglioramenti. Qua in particolare stanno realizzando un marciapiede che consente di raggiungere quest'altra frazione direttamente da Portocervo o da Appiadori. Questo è il nostro Cala di Volpe, portiamo per Romazzino. Qua, per chi segue le mie motoavventure, si sarà reso conto che siamo già passati per andare ad affrontare quel bellissimo percorso di benessere chiamato Peveroo Health Trail, che potete trovare tra i miei video. Eccoci arrivati alla svolta per la spiaggia del Principe. Qui ci attende un ampio parcheggio dal quale parte il
sentiero a piedi per raggiungere questa bellissima cala. Nuova svolta, qua. Dopo aver lasciato la moto nel parcheggio, intraprendo questo sentiero tra i profumi di un'intensa macchia mediterranea che ci conduce in pochi minuti alla piccola spiaggetta del Principe. Il percorso è abbastanza agevole, come un altro. Guardate che carini, si stanno divertendo alla grande. C'è una biforcazione, ma noi scendiamo verso il basso. Qui il sentiero si fa più accidentato fra grossi blocchi di pietra granitica che sono molto scivolosi in presenza di questa umidità. Ovviamente problema che non si presenta durante la stagione estiva. Ed eccoci arrivati a questo capolavoro della natura, la spiaggia del Principe. Guardate che incanto! Una sottile lingua di sabbia fine e bianchissima, lunga circa un centinaio di metri ed incastonata tra le braccia di una baia a forma di arco. Oggi, essendo nel mese di febbraio, ovviamente l'arenile è ricoperto dalla Poseidonia, che verrà rimossa prima della stagione estiva. Le sue rocce granitiche rosa e questa verdeggiante macchia mediterranea tutta intorno sembrano volerla custodire come una rara perla. È proprio qui che nel 1960 approdò il principe ismailita Karim Aga Khan, ideatore nonché fondatore della stupefacente Costa Smeralda. Qui scattò la scintilla d'amore con questo tratto di costa che lo portò ad adunare i più geniali architetti del mondo, i quali, coadiuvati dagli abili artigiani sardi, realizzarono uno stile costruttivo unico e perfettamente integrato con le preesistenti costruzioni rurali e con l'incontaminata natura circostante, dando vita alla meravigliosa Costa Smeralda. In questa gradevole mattinata di fine febbraio, con un tiepido vento di scirocco che ineggia i miei sensi, ho come l'impressione che le sue spumeggianti acque, smeralde e cristalline, gioiscano per l'inizio della primavera del mare, preludio della nostra fioritura stagionale. E in questo bellissimo mosaico composto di sabbia bianca, granito rosa e da un mare pennellato di verde smeraldo, concludo questa nuova motoavventura, invitandovi a lasciare un like se il video vi ha emozionati, condividere questa motoavventura con i vostri amici ed iscrivervi al canale per non perdere le prossime entusiasmanti destinazioni. Ciao avventurieri!